sei così grande da farmi perdere. Sono qua a rincorrere parole, ad inventare ancora scuse, a accorgermi che non sei più parte di me. Non le stanze del mio cuore. Da Radio Padania Libera, buona Padania a tutti. Va ora in onda Calcio Parlando. Se non fosse solo una partita, direi che cos'è la vita? Cerchi un ruolo che ti vada bene, cerchi un luogo dove stare insieme, c'è un mistero nella stoffa del campione, volgere lo sguardo per far girare l'azione, capitano alzati, dammi la mano, se cadiamo insieme ci rialziamo. Buon lunedì 26 gennaio 2015 anche dalla redazione sportiva di Radio Padania Libera, ben ritrovati con la puntata di Calcio Parlando numero 449 dai microfoni della redazione sportiva Daniela Madasi per commentare quanto successo in questa prima 2 giorni di una massima serie che andrà a concludere il proprio programma questa sera con le ultime 2 gare posticipi della 20ª giornata, la prima del girone di ritorno. Alle ore 19 l'Empoli affronta l'Udinese, poi alle ore 21 a San Paolo e Napoli affronterà il Genoa per chiudere quindi da 3 giorni di una massima serie. Ripartiamo come consuetudine dalla lettura dei giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport oggi fa un doppio titolo, top e flop. Il top è dedicato alla Juventus che ha superato ieri in casa 2-0 al Chievo Verona, una gara non semplice per i bianconeri che l'hanno sbloccata nella ripresa con un gran gol di Pogba e poi con un'azione strepitosa del giocatore francese, la parata di Bizzarri e poi la respinta sui piedi di Linksteiner, quindi la Juventus che è volata a +7 nei confronti di una Roma fermata 1-1 a Roma. I titoli sono top, tiri Pogba e la Juve se ne va, Gomez c'è, Garcia, Mister X, Juventus a +7 sui giallorossi. Per la sezione flop logicamente si fa riferimento alle 2 società di Milano, flop e tiri Mancini e l'Inter resta mini, i nerazzurri ieri sono stati battuti in casa al 94esimo dal Torino, poi spazio alla crisi tecnica in casa rossonera, dentro la crisi del Milan Tassotti se Inzaghi fallisce perché probabilmente potrebbe esserci un nuovo avvicinamento sulla panchina rossonera. Domani il Milan affronterà la Lazio in Coppa Italia, in caso di eliminazione quindi ennesima sconfitta dovrebbe esserci, diciamo così, una sorta di ribaltone di Inzaghi dentro Tassotti. Questo va a scrivere la Gazzetta dello Sport. Dalla Rosea passiamo invece alla prima pagina di Tutto Sport, il giornale torinese di Biden e Toro, e c'era da immaginarsi che il giornale appunto piemontese desse spazio alla formazione granata. Moretti su assi di Maxi Lopez e punisce l'Inter al 94esimo, in attesa dei rinforzi promessi ci pensano Ventura e giocatori a compiere imprese. I granati non vincevano a Milano da 27 anni. Poi titolo quasi 9 colonne, Pogba esalta la fuga Juve, Marziano +7, poi il classe francese protagonista assoluto della vittoria bianconera contro il Chievo, segna un gol straordinario, propizia il raddoppio di Linksteiner con un gesto tecnico impressionante. Intanto la Roma pareggia a Firenze e scivola indietro, poi frenata a Samp c'è la rabbia del Palermo per la rete non convalidata Morganella, altro caso di gol fantasma, e dall'anno prossimo ci sarà già così la tecnologia a dire se la palla ha superato o meno la linea, visto che gli assistenti di porta non riescono a vedere a distanza magari di 6-7 metri. Poi spazio in questo caso ancora alla crisi di casa rossonera, al dopo Pippo più Tassotti che Prandelli, logicamente direi anche per una questione finanziaria. Il Milan sta già pagando un allenatore come Seedorf che è stato esonerato, andrebbe comunque poi a pagare lo stipendio a Inzaghi e non penso possa permettersi di pagare
lo stipendio di 3 giocatori, considerando che in casa rossonera tutti gli arrivi sono a parametro zero e Suso è l'ultimo esempio arrivato settimana scorsa. E infine la lettura dei giornali ci porta a Roma, al Corriere dello Sport, l'Inter crolla di nuovo, Mancini da Toira, il Milan in ritiro, Inzaghi in Coppa si gioca al posto, +7, Juve a tutto Pogba, Roma un altro pari, i bianconeri scappano, il francese spettacolare segna e fa segnare, battuto anche il Chievo, giallo-rossi stoppa Firenze, Ljajic risponde a Gomez, e poi lo spazio dedicato al Palermo. Abbiamo l'ospite il primo, Leo. Perfetto, era Gonnetto, dateci la tecnologia, logicamente sulla rete non andata alla Palermo nella sfida ieri contro la Sampdoria. E poi uno spazio dedicato al Parma, che ieri ha perso pesantemente in casa contro il Cesena per 2-1, il Parma è impicchiata a Cassano dagli Ultra. Questa è la lettura dei giornali che andiamo anche a commentare, che è il nostro primo ospite della giornata, Leo Siegel, che non ha bisogno di presentazioni. Ciao Leo. Grazie, ciao Daniele. Allora, a te un commento, diciamo così, di quello che è stato un testacoda quasi di ieri fra Juventus e Chievo Verona. Il Chievo non doveva ottenere punti di salvezza contro la Juventus, però ha fatto una buona gara, poi nella ripresa è crollata contro una formazione che non ha magari giocato a ritmo alto, però ha un marziano come Paul Pogba. E poi commentare un po' con te la crisi che continua a, diciamo così, attanagliare le due formazioni milanesi, sia l'Inter che il Milan. Ma partiamo nell'ordine, hai ragione tu, il Chievo doveva uscire a testa alta e ci è riuscito, non sbarcare come si suol dire in gergo, ha fatto la sua onesta partita, chiaramente i valori contano in qualche modo, quindi ci stava la vittoria della Juventus, l'importante è che quando si ritrovano negli spogliatoi domani mattina, insomma lo facciano così, senza vergognarsi passando davanti allo specchio, cosa che invece dovrebbe accadere per le due milanesi. Io credo che anche nel calcio valga il concetto che il difetto sta nel manico. Quando tu hai per presidente uno scoppiato che sta cercando di cavarsi fuori dalle rogne politiche imprenditoriali, quindi tutto pensa tranne che per il Milan, per il quale oltretutto pare che non abbia più granché da investire. Dall'altra parte hai dato la squadra in mano a un asiatico, tu capisci bene che le cose vanno di conseguenza, perché gli asiatici stanno al calcio come io che soffro di vertigini, all'alpinismo di alta quota e Berlusconi, ripeto, a me questo qui è alla fine della sua carriera politica imprenditoriale, quindi si dice a Milano li chiamano stupa e le conseguenze sono sul campo. Ecco Leo, giusto per rimanere sul tema delle due formazioni milanesi, è l'anno dell'Est, dove logicamente Milano sarà al centro dell'attenzione, direi, per quello che riguarda logicamente il mondo del calcio. E invece le due formazioni milanesi continuano ad avere grossi problemi economici, problemi tecnici e soprattutto anche acquisti completamente sbagliati. In caso della rossonera ci si chiede come mai si vanno a prendere tanti parametri zero, l'abbiamo spiegato, perché di fatto dietro un parametro zero c'è una serie di personaggi in casa del Milan che comunque riescono lo stesso a guadagnarci, e purtroppo questi personaggi non possono essere mandati via perché mancano i soldi della liquidazione. E allora ci si chiede come non si va magari a fare una rifondazione vera e propria, ripartendo, non dico purtroppo dai settori giovanili, considerando che ci sono magari anche troppi stranieri e pochi italiani, però non si vanno magari a prendere dei giocatori in Serie B, costano di meno, magari ottieni gli stessi risultati, però penso che alla fine i tifosi siano contenti di vedere dei giocatori che a fine gara escono sempre, direi, con la maglia sudata. Ma partiamo dalla seconda parte della telefonata. Ai maneggioni, quelli che fanno da cinghia di trasmissione per giocatori e società, la percentuale di un giocatore di B è minima, pertanto non gli interessa, meglio uno scoppiato col nome ancora in vita e che muove un certo tipo di sponsor, anche oltre che di denaro liquido, piuttosto che andare a scoprire dei talenti, e quindi questa è la risposta, non hanno nessun interesse, uno. E due, io mi chiedo che cosa aspettano i tifosi a disertare San Siro, perché questa è l'unica risposta che capiscono. Io ho un parametro dell'hockey nel suo piccolo, poi magari ne parleremo a parte, sta facendo cose strepitose, con poco. I tifosi capiscono e si accontentano anche di una finale persa dignitosamente in Coppa Italia. Nel calcio no, e tu non puoi continuare a applicare prezzi da superstar, vendere articoli sportivi vari, costi da superstar, quando hai una squadra, hanno due squadre assolutamente impresentabili e improponibili. Si possono cambiare gli allenatori, tutto quello che volete, ma voglio dire, Allegri stava sulla panchina di chi del Milan. A Milan era diventato una vergogna nazionale, va alla Juventus e diventa un fenomeno anche lui. No, semplicemente là c'è una società fatta di italiani, con idee molto chiare, con uomini dello staff che sanno fare il loro mestiere.
che a Milano due società di falliti, punto, a capo. Ecco Leo, ultima domanda prima di lasciarti. È un campionato che sta comunque vedendo sempre la Juventus dominare, la Roma che cerca di rimanere seconda, con Napoli quasi sicuro del terzo posto, però c'è qualcosa di nuovo a livello di formazioni, c'è la Sampdoria che sta facendo bene, a livello provinciale c'è un Sassuolo, a parte l'ultimo turno comunque è una squadra che anche quest'anno terrà la permanenza nel massimo campionato, giusto per rimanere anche a livello provinciale di formazioni che stanno facendo bene come l'Udinese e lo stesso Genoa, per cui diciamo così notte milanesi a parte ci sono comunque altre notti positive. Sì, ma Roma e Napoli hanno delle dirigenze alle spalle, hanno delle società solide nella struttura oppure nella presidenza. Voglio dire, non è che ci inventiamo l'acqua calda. Roma e Napoli hanno due società alle spalle, si comportano di conseguenza e i risultati vengono. Poi uno può andare in Champions, l'altro può vincere la Coppa Italia, l'altro può arrivare sul podio del campionato, ma sono valori diversi. E quanto conti nel presidente lo sta dimostrando la Sampdoria con quella splendida imitazione di Corza che mi fa impazzire quando lo hai imitato. A Firenze bene o male c'è anche lì una società che vale qualcosa e quindi vengono anche risultati, ma anche voglio dire, ma Sassuolo e Mapei, quindi è gente che sa fare gli affari. Quando tu, ripeto, ribadisco, poi magari chiudiamo, penso divento monotono, è una società di presidenti incapaci o che hanno svenduto la società o non hanno più uno schio da vendere, come dicono in Veneto, ne deriva di conseguenza che la società non viaggia, la squadra ne risente. Dove invece c'è una società seria alle spalle, si vince o comunque si convince. Perfetto Leo, ti ringrazio del tuo intervento, ci risentiremo nelle prossime volte, soprattutto magari con gli appuntamenti anche extracalcistici che come redazione sportiva di Radio Padania stiamo andando a predisporre, per cui l'appuntamento logicamente è con te, anche per quello che riguarda non solo le vicende sportive, ma per quello che fai tu a livello radiofonico ogni giorno. Se non hai di meglio, più che volentieri. Grazie Daniele, e risentirci per quel che ne riguarda domani nel tardo pomeriggio nello solito spazio. Buona serata. Ringraziamo quindi Leo Sigal per questo suo, diciamo così, appuntamento oggi legato al mondo calcistico e non politico. Abbiamo detto della 3 giorni della massima serie, risultati già avvenuti: Cagliari Sassuolo 2-1, Lazio Milan 3-1, Hellas Verona Atalanta 1-0, Inter Torino 0-1, Juve Chievo 2-0, Parma Cesena 1-2, Sampdoria Palermo 1-1, così come Fiorentina e Roma. Ore 19 questa sera Empoli Udinese, alle ore 21 Napoli Genoa. Risultati della prima giornata di ritorno che hanno portato, diciamo, anche alla nuova classifica: Juventus 49, Roma 42, Lazio Sampdoria 34, Napoli 33, Fiorentina 31, Genoa 28, Palermo 27 a -1, quindi a 26 troviamo Inter e Milan, 25 Sassuolo e Torino, 24 Udinese, Hellas Verona, a 20 l'Atalanta, Empoli 19 come il Cagliari, Chievo Verona 18, Cesena 12, Parma 9. Logicamente Empoli, Udinese, Napoli e Genoa hanno una gara in meno. Prossimo turno invece si disputerà praticamente fra sabato e domenica prossima, sarà la seconda giornata del girone di ritorno, le sfide Genoa, Fiorentina, Roma, Empoli al sabato, poi domenica Sassuolo, Inter, Atalanta, Cagliari, Cesena, Lazio, Chievo, Verona, Napoli, Palermo, Verona, Torino, Sampdoria, Udinese, Juventus e Milan, Parma. Da segnalare che in settimana si giocherà anche la Coppa Italia 2, le gare dei quarti di finale di gara unica. Martedì, domani sera, quindi a San Siro si giocherà la sfida fra Milan e Lazio, remake della gara di campionato. Poi mercoledì invece al Tardini Parma Juventus. Questo per concludere, diciamo così, il programma che dirà la prossima massima giornata. Perfetto, secondo ospite direttamente dall'Asta Hotel di Milano, non per fare la pubblicità a questa catena alberghiera, ma perché di fatto si stanno vivendo in diretta le vicende del calciomercato. Inviato di calcioparlando.com, Graziano Campi. Ciao Graziano. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Buon collegamento esterno anche a te. Oggi a Milano è una giornata calda, per cui direi che quantomeno non ti stai prendendo il freddo. Dacci qualche notizia dell'ultima ora, soprattutto ripartendo dai lanci delle varie agenzie. Danno la Roma su José Machin e Luiz Adriano, l'Inter su Darmian, la Juventus dovrebbe chiudere con Sturaro e magari anticipa Zaza. La Lazio, dopo l'infortunio di Felipe Anderson e di Djordjevic, ha bisogno di un attaccante. Pensa a Berghesso della Sampdoria oppure a riportare nella massima serie Perea, Chiale Perugia, e poi Cagliari, diciamo così, saltati tutti gli obiettivi in attacco, punta a Pavoletti, ex Sassuolo.
Sì, diciamo che l'atmosfera è piuttosto dimessa qui a Milano. Il 29 inizieranno quelli che sono i veri collegamenti dal lato hotel. In questo momento stanno ancora lavorando. Io sono qui e sto provando a conoscere più ospiti possibili, poi facciamo metà per uno, Daniele. Diciamo, e io sono sposato, che... quindi andiamo con calma. Perfetto. Dicevo che... Vai, Graziano. Perfetto. Dicevo che qui all'ATAS l'atmosfera è piuttosto dimessa qui a Milano. Fino ad ora si può dire che è stato un mercato all'insegna del risparmio. Diciamo che dei nomi che mi hai fatto in questo momento sono tutti vincolati a cessioni che non stanno ancora arrivando. La Roma sta cercando di piazzare destro l'Inghilterra al Tottenham dove lavorava Baldini, vecchia conoscenza dei giallorossi, e dopo potrà pensare appunto a Luis Adriano e ad altri giocatori. Per quanto riguarda l'Inter, la nuova pista, quella che stiamo seguendo in questo momento, è quella che porta a Ezequiel Muñoz, difensore centrale del Palermo in scadenza di contratto. Sempre riguardo i nerazzurri, sarà difficile che ci siano investimenti di grossa portata dopo gli impegni già presi nelle precedenti giornate. Andando invece a parlare di Milan, il Milan in questo momento sta cercando un terzino sinistro, la squadra è in netta crisi, rischia di essere fuori dall'Europa per il secondo anno consecutivo, che non è mai successo ai rossoneri, e il nome potrebbe essere quello di Siqueira dell'Atletico Madrid, terzino sinistro che ha avuto anche un passato con l'Inter senza troppa fortuna. Un altro nome nuovo è quello di Luca Antonelli del Genoa, che potrebbe arrivare al Milan grazie all'interessamento dell'amicizia tra Adriano Galliani e Enrico Preziosi. Ecco, Graziano, tra le varie notizie che sono ribaltate stamattina c'era quella di casa Inter con Kuzmanovic, centrocampista, deve essere ceduto all'estero, poi è arrivato il veto da parte di Mancini perché l'Inter di fatto dovrebbe poi andare a sostituirlo. I nomi che si sono fatti sono quelli di Diarra e Lucas Leiva. Ti chiediamo, sono piste percorribili oppure l'Inter da questo punto di vista a livello economico non dovrebbe fare più investimenti pesanti? Ma l'Inter ha appena preso Brozovic, che dovrebbe essere un centrocampista. Il fatto che Mancini ne voglia ancora è abbastanza singolare. Penso che punteranno molto a rinforzare una difesa che continua a fare acqua quest'anno. Ecco, prima hai fatto nome di Munoz, è un giocatore che di fatto è quasi fuori rosa dal Palermo, non dovrebbe essere convocato nelle prossime gare. Il Palermo cercherà di venderlo perché uscirà poi a parametro zero. Potrebbe essere veramente questo un giocatore che serve all'Inter a livello tecnico o solo a livello numerico? Diciamo che è un ragazzo giovane che ha fatto molta esperienza in Serie A e quindi può diventare un giocatore per il futuro. In questo momento non è certamente lui in grado di risolvere i problemi dell'Inter. Ecco, colpi e last minute, perché verosimilmente viviamo soprattutto l'ultimo giorno che diventa, scusate il termine poco giornalistico, però a lato hotel diventa un delirio totale, con agenti che cercano di fare tesserare, spostare i giocatori all'ultimo momento. Secondo te ci potrà essere qualche colpo interessante o magari vedere anticipato qualche colpo, tipo per alcune situazioni di giugno, perché abbiamo detto Pazzini parametro zero dovrà andare via dal Milan, vedremo se Milan darà via prima, così la Fiorentina con Neto, oppure la Juventus che di fatto ha la possibilità di riacquistare a 15 milioni di euro Zaza, magari potrebbe portarlo a Torino prima, aspettando sempre in casa bianconera poi l'avvallo del fatto che Sturaro possa essere già presentato in questi giorni dal Genoa. Sì, Sturaro dovrebbe essere un giocatore della Juve nelle prossime ore. Per quanto riguarda Zaza invece ci sono un po' di perplessità perché il Sassuolo non è intenzionato a concedere il giocatore in prestito con riscatto obbligatorio a giugno, ma vorrebbe monetizzare subito. La Juventus sta cercando di offrire Kingsley Coman come contropartita in prestito fino a giugno, ma anche in questo caso il problema grosso è che la Juventus sta già perdendo Giovinco, che dovrebbe rescindere nelle prossime ore e potrebbe trovarsi senza seconde punte. Avere Zaza, Llorente e Morata ti porta 3 attaccanti centrali, ma ti toglie praticamente possibilità come seconde punte. Diciamo che potrebbero esserci delle sorprese all'ultimo minuto, ci sono alcuni giocatori all'estero che sono disponibili. Il nome più forte è quello di Lavezzi, che è stato messo sul mercato
dal Paris Saint-Germain e costa 15 milioni, anche se porta 9 milioni lordi di ingaggio all'anno. Sono tutte operazioni che verranno fatte all'ultimo minuto, perché si cercherà di limare fino all'ultimo quello che è il costo del cartellino e magari convincere qualche giocatore a rinunciare a parte dello stipendio. Però per il momento non mi aspetto grossi colpi, se non nelle ultime ore, che noi seguiremo in diretta qui da Milano proprio per voi e per Calcio Parlando. Assolutamente. Graziano, ultima cosa che vado a chiederti è la situazione di Casa Torino, una società che aveva bisogno di intervenire sul mercato, però magari alla luce, diciamo così, anche dell'impresa di ieri, la vittoria assolutamente insperata, 94esimo sul campo dell'Inter, potrebbe far propendere Cairo a non andare a prendere più giocatori, che invece Ventura continua a richiederli. Ma non me ne vogliono i tifosi dell'Inter, ma l'Inter quest'anno è stata capace di perdere col Parma e col Cagliari e adesso con il Torino. In certe situazioni non fa testa, perché fa molta fatica con le piccole. Se il Torino pensa di poter ripetere la stagione dell'anno scorso, deve rinforzarsi assolutamente, oppure si può accontentare di una stagione normale, visto e considerato che comunque la squadra è già salva. E infatti questo anche è un dato di fatto, vedremo logicamente che cosa succederà. Certo che i tifosi del Torino si sono anche abituati bene, considerando che Granata, ricordiamolo, fanno ancora parte dell'Europa League e giocheranno il prossimo turno molto difficile contro l'Atletico Bilbao, però la formazione Granata comunque ha centrato l'obiettivo di arrivare quantomeno ai 16esimi di finale di Europa League. Sì, è stato un risultato molto positivo, anche se ottenuto contro squadre, diciamo, non di primissimo livello. Io credo che i tifosi del Torino si meritano un salto di qualità fondamentale per le sorti del Toro. Per il momento la buona notizia è che non hanno venduto Darmian, che però è ricercato da moltissime squadre. Ecco, approfittiamo quindi di questo nome che hai fatto, anche perché siamo, direi, agli ultimi minuti della prima parte di trasmissione, e poi la seconda parte sarà condotta dal duo torinese Alessandro Gazzara e Luca Rolandi. Rimaniamo quindi in te in linea, Graziano, per dirti appunto la situazione di un Darmian, richiestissimo dalla Roma, dal Napoli e dall'Inter. Andrà via probabilmente a giugno, e dove potrebbe finire? Ma sono due i terzini che sono sul mercato in questo momento che piacciono a mezza Serie A. Uno è Versalico e uno è Darmian. Probabilmente uno finirà dove non finisce l'altro. Secondo me Roma e Juventus sono favorite, perché comunque l'anno prossimo giocheranno in Champions, hanno più possibilità di investimento, e la Juventus ha buoni rapporti sia col Torino che con il Sassuolo, quindi è forse un passo avanti rispetto ai giallorossi e a tutte le altre rivali. Ecco, serve poi però, direi, abbastanza particolare il passaggio di Darmian alla Juventus, considerando che già non era stato indolore quello di Ogbonna dai Granate bianconeri. Beh, se il rendimento di Darmian sarà quello di Ogbonna, forse i tifosi del Torino saranno un pochino più sollevati, diciamo. Assolutamente, direi che con questa battuta possiamo ringraziare Graziano Campi del suo intervento all'Ata Hotel, logicamente ricordandoli in maniera simpatica che lì non soltanto per osservare le bellezze delle hostess, ma anche per darci le varie informazioni che poi andremo a riportare sul nostro sito www.calcioparlando.com e poi sui due profili a livello di social network che abbiamo, Twitter @calcioparlando e poi Facebook Calcioparlando RPL. Giusto, Graziano? Sì, vi ringrazio. Tra l'altro ricordo che nelle giorni lanceremo un servizio interessante sul mercato di tutte le grandi squadre europee degli ultimi 5 anni, con tanto di cifre e nomi, e penso che sarà molto interessante per gli appassionati di calciomercato. Perfetto, quindi con questo tuo lancio giornalistico, che poi logicamente andremo a riproporre anche perché fa parte del nostro lavoro quotidiano, ti salutiamo e buon proseguimento di giornata a te all'Ata Hotel per le vicende calciomercato. Grazie a voi, arrivederci. Perfetto, ringraziamo quindi Graziano Campi, e dopo aver avuto collegato sia Leo Sighe che Graziano Campi finisce la prima parte di Calcio Parlando. Da Daniela Madasi un ringraziamento per averci seguito, la linea torna alla regia, però logicamente rimanete collegati perché questo è soltanto il primo tempo della nostra trasmissione calcistica. Si riparte subito dalle ore 16.01 con la voce di Alessandro Gazzara e Luca Rolandi, che andranno a commentare le vicende del massimo campionato e poi andare a presentare anche il turno di Coppa Italia, che da domani sera vedrà la disputa dei quarti di finale. 5, 4, 3, 2, 1.
5, 4, 3, 2, 1. Onward, road to 600. 5, 4, 3, 2, 1. Down the valley on the horses they thundered. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, but was it them who really blundered? 5, 4, 3, 2, 1. It was the Manfreds. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. The Trojans waited at the gate for weeks. 5, 4, 3, 2, 1. In a wooden horse to the city they sneaked. 5, 4, 3, 2, 1. Who let them in? Who wasn't the Greeks? 5, 4, 3, 2, 1. It was the Manfreds. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. It was the Manfreds. 5, 4, 3, 2, 1. Non riesco a immaginare la mia vita senza di lei. È il mio primo pensiero quando mi sveglio e l'ultimo quando vado a dormire. Ci ho messo anni per trovarla, ma è stato amore a prima vista. L'ho sistemata e ora fa che è una meraviglia. Uso regolarmente esso Supreme Diesel perché contribuisce a migliorare l'efficienza dei motori diesel e ridurne le emissioni. Lo consiglio a tutti quelli che entrano nella mia officina. Vero, Rita? Nuovo esso Supreme Diesel. Te lo consiglia Aldo. Provalo subito. Limitazioni e condizioni su carburanti.esso.it. X è una potenza. X è un fattore che ti rende unico. X è il segno di una scelta. X è mistero, X è trasgressione, X è sexy. X è un momento che non può aspettare. Fiat 500X è arrivata. Più grande, più potente e sempre pronta all'azione. Scopri il crossover Fiat disegnato, progettato e costruito in Italia. Vieni a provarlo anche sabato e domenica in tutte le concessionarie Fiat. Opel Mokka, il meglio dell'ingegneria tedesca. SUV, compatto e unico. 2 volte SUV 4x4 dell'anno in Germania. Opel Mokka 2015. Completo di tutto ancora a 16.900 euro. Oppure oggi tasso zero, TAEG 220, anche sabato. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera, diamo voce alla nostra gente. Secondo tempo di calcio parlando con la mia voce, quella di Alessandro Gazzera, e dovrebbe già essere collegato con noi l'ospite di questa puntata, ovvero Luca Rorandi. Buongiorno Alessandro, ci sono, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Allora Luca, cominciamo con te parlando della giornata appena trascorsa, che in realtà finirà con i 2 posticipi di questa sera, cominciando dalla lotta al vertice, una Juve che vince contro il Chievo grazie ad un super Pogba e una Roma invece che stenta contro la Fiorentina e che rimedia solamente un pareggio. La tua analisi di queste 2 partite? Beh, l'analisi è abbastanza semplice, io ho assistito alla partita tra Juventus e Chievo-Verona. Devo dire che la Juventus non ha giocato una partita brillante, è stata più volte controllata dal Chievo. Maran ha disposto la sua squadra in maniera molto razionale, e diciamo che per tutto il primo tempo la squadra di Allegri ha avuto grandissime difficoltà
con l'eccezione di un bel tiro di Vidal e il colpo di testa di Chiellini, poi il Chievo ha controllato molto bene la partita. Il secondo tempo Juventus ha decisamente cambiato marcia, ma l'hai già sottolineato tu e l'hanno sottolineato tutti i commentatori questa mattina sui giornali e nei commenti radiotelevisivi, è diventato il nome del giorno. Pogba ha fatto un gol eccezionale e ha trascinato la squadra, sta diventando non magari il solo leader, ma uno dei leader della Juventus, finché vestirà, naturalmente i tifosi bianconeri si attendono per molti anni la maglia bianconera. Serviva un colpo di un fuoriclasse per sbloccare quella partita, il colpo del fuoriclasse è arrivato e quindi la partita si è sbloccata. In altre occasioni, in altre circostanze, la Juventus probabilmente quella partita l'avrebbe impattata, magari sullo 0-0, perché il Chievo stava controllando molto bene tutte le fonti di gioco. Di converso, a 7 punti dalla Juve, a questo punto di Pogba, c'è una Roma che dall'inizio del 2015 stenta ad avere una marcia così come l'ha avuta nel 2014, un pareggio che ci può stare a Firenze, ma la vetta della classifica si allontana e soprattutto, a mio parere, serpeggia anche un certo nervosismo nelle fila giallorosse. Lo stesso passaggio del turno con l'Empoli in maniera un po' rocambolesca nel corso della settimana ha determinato una situazione che per Garcia è più complicata del previsto. Nulla è compromesso, il campionato è molto lungo, siamo alla prima di ritorno, però a questo punto la Juventus è veramente candidata, se lo era all'inizio dell'anno, adesso a maggior ragione lo è ancora di più, a conquistare il suo quarto scudetto consecutivo. Ecco, si è fatto durante la scorsa settimana il nome di Salah del Chelsea accostato alla Roma. Secondo te anche un giocatore così, che non rientra forse proprio in quello che è il gioco di Garcia, può essere anche quello già un sintomo comunque di idee poco chiare del momento che sta vivendo la Roma? E soprattutto poi ti chiedo ovviamente come domanda, cosa servirebbe effettivamente dal mercato a questa Roma per cercare di dare un po' una scossa ad una squadra che sembra nervosa, ma soprattutto sembra anche aver perso forse un po' di compattezza al suo interno? Ma io credo che alla Roma serva un grande attaccante. Lo dico perché nelle ultime partite si è dimostrato che solo attraverso lo strepitoso Totti del derby o Destro col Palermo, piuttosto che appunto gli Alice, sono questi giocatori assolutamente di livello, campioni, alcuni affermati, alcuni giovani, quindi potenzialmente con dei margini di crescita evidenti, che manchi il terminale offensivo vero, cioè un Tevez. Ecco, un Tevez alla Roma sarebbe probabilmente, o comunque un giocatore con quelle caratteristiche sarebbe necessario alla Roma per tentare di inseguire, e magari con un miracolo sportivo, ne accadono tanti, ne sono accaduti tanti nella storia del calcio, riuscire ad affiancare e superare la Juventus. Per cui non so se sulla piazza ci sia un giocatore del genere, forse c'è, costa molto, vedremo come Sabatini, che mi pare il regista e comunque la mente, il cervello più lucido della dirigenza romana, riuscirà a trovare una soluzione per Garcia, che tutto sommato comincia a avere qualche ripensamento anche sul modulo di gioco, e evidentemente deve registrare la squadra per cercare questa impresa, perché di impresa si tratterebbe, avendo oggi 7 punti di distacco dai bianconeri. Scorrendo invece la classifica, troviamo al terzo posto una Lazio capace di vincere 3-1 contro il Milan, e anche la Sampdoria del neoacquisto. Parlando della Lazio, della partita Lazio-Milan, una Lazio che ha saputo sfruttare al meglio
le amnesie difensive del Milan, ma soprattutto una squadra che ha recepito il messaggio del suo allenatore, può essere veramente una candidata importante a questo terzo posto. Ti chiedo come hai visto la gara e anche qualcosa sul Milan, che oggi sembra veramente in una crisi da cui è molto difficile uscirne. Sì, partiamo dalle note positive, quindi partiamo dalle note biancocelesti, non me ne vogliano i tifosi rossoneri, che obiettivamente sono arrabbiatissimi rispetto alla situazione attuale. Sicuramente la Lazio ha saputo aspettare Pioli, ha saputo aspettare la squadra, ha in qualche modo pagato all'inizio del campionato questa fase di assestamento, ma adesso si sta dimostrando probabilmente la squadra più in forma e in grado di poter reggere il peso, diciamo, di questa lunga volata per l'Europa. Va detto che la Lazio non era partita per conquistare lo scudetto come potevano essere il Napoli e la Roma, e che quindi non ha velleità di dover affrontare un passaggio straordinario per poter acquisire una posizione migliore di quella che non ha oggi. È cercare di consolidare la forza della sua squadra, la coesione della sua squadra, e puntare con il ruolo di outsider, che è sempre molto meno impegnativo delle squadre che invece vantano i favori del pronostico. E quindi, a mio parere, Pioli sta facendo un lavoro straordinario e i risultati probabilmente li vedremo a maggio. La partita in sé è stata un'ottima partita, la Lazio ha dimostrato di essere squadra compatta, in grado di poter riemergere anche da una situazione difficile, ed evidentemente ha affrontato una squadra invece, e vengo a parlare del Milan, in crisi totale perché nonostante appunto i giocatori oggi abbiano ribadito la grande fiducia nel loro allenatore, Pippo Inzaghi, icona della storia rossonera, quindi ci stiamo aggrovigliando, cioè il Milan si sta aggrovigliando in situazioni complicate, perché si sta portando ad una situazione nella quale rischierebbe nell'arco di meno di 2 anni di bruciare due grandi campioni della sua storia, prima Seedorf ed oggi Pippo Inzaghi. Quindi credo che la partita per esempio di domani sera sarà decisiva per il Milan e per lo stesso Pippo Inzaghi, per riuscire a dare un senso ad una stagione. Arrivare in fondo alla Coppa Italia probabilmente vorrebbe dire per Pippo salvare la panchina e probabilmente avere anche voce in capitolo un po' più forte nei confronti della dirigenza, cioè Galliani, Barbara Berlusconi e lo stesso patron Silvio Berlusconi, per dire il Milan non merita di avere una classifica così deficitaria e così anonima come è attualmente. Per cui lodi alla Lazio e nubi sul Milan. Ecco, invece parlando invece del pareggio tra Sampdoria e Palermo, dove c'è stato l'episodio del gol non dato, provo a collegare la partita con i 2 nuovi acquisti, Muriel e Eto'o. Secondo te cosa potrà dare soprattutto un giocatore come Eto'o, che insomma l'Everton non ha proprio brillato, non si è proprio imposto magari come si aspettavano, ad una squadra come la Sampdoria? Mihajlovic addirittura ha detto che la squadra si sarebbe indebolita. Diciamo che l'operazione Eto'o è molto più un'operazione di immagine che un'operazione tecnica, obiettivamente. Eto'o, nel momento in cui ha lasciato l'Inter del triplete, delle grandi vittorie storiche, andando a giocare appunto in un campionato periferico con un ingaggio assurdo, eccetera, aveva dato un segnale. Ho raggiunto tutti gli obiettivi possibili, o quasi tutti gli obiettivi possibili di un grande campione di football. Oggi inizia la mia fase discendente. Poi sappiamo come è andata all'Anzi, sappiamo il ritorno al Chelsea, poi l'Everton. Ecco, secondo me è più un'operazione di immagine, e naturalmente il patron Ferrero sull'immagine ci sta costruendo tutta, se vogliamo, la sua fortuna. Mihajlovic invece è un allenatore serio, preparato, probabilmente l'allenatore più ambito da molte squadre, comprese le milanesi e il Napoli, e quindi sa bene che Eto'o potrebbe essere più un
un problema che una risorsa. Direi che invece probabilmente punterà molto di più su Muriel, perché Muriel ha bisogno di riemergere da una stagione in colore e ha bisogno veramente di sfondare, perché i numeri e le capacità le ha tutte, sia il talento tecnico. Vedremo, nel senso che la Sampdoria, che al momento ha fatto un campionato straordinario, al di là della partita di ieri 1-1, il Palermo avrebbe meritato ampiamente la vittoria, probabilmente l'avrebbe anche conseguita con il gol non gol, che era gol, però Sinisa Mihajlovic sa che si gioca moltissimo del suo futuro, di quello della Sampdoria, cercando di non scompensare un equilibrio, direi, eccezionale raggiunto con la valorizzazione di molti giovani e il fatto di aver recuperato giocatori che sembravano perduti nella Sampdoria prima che lui arrivasse, e quindi direi che sono sicuramente da misurare nell'arco delle prossime 5-6 partite gli acquisti e quindi l'inserimento di questi due attaccanti, che in ogni caso sono due attaccanti, in particolare uno straordinario o comunque lo è stato nel corso della sua carriera come Eto'o. Scendendo invece diciamo dal terzo posto passando al quarto, questa sera avremo una partita molto importante, perché si scontrano Napoli e Genoa, due squadre che hanno dimostrato comunque di poter tranquillamente competere per il terzo posto. Una vittoria del Napoli lo riporterebbe da solo al terzo posto, una vittoria del Genoa avvicinerebbe invece il club ligure. Ti chiedo un pronostico, diciamo, secco sulla gara di stasera. Ma io un pronostico secco te lo do, e secondo me sarà un 2-0 per il Napoli. Dico questo perché il Napoli, al pari della Roma, ha iniziato la stagione, il nuovo anno, il 2015, in maniera molto titubante. La stessa conquista del quarto di finale attraverso il calcio di rigore, aveva appena vinto da meno di un mese la Supercoppa italiana con la Juventus a Doha, di nuovo i calci di rigore, che è stata in fondo poi la gioia più grande per il Napoli della scorsa stagione, ma anche di questa stagione. Benitez ha bisogno di risposte concrete. La squadra deve centrare assolutamente il terzo posto, riportarsi in Europa e possibilmente nell'Europa di Serie B, anche se io considero questa espressione non veritiera e tutto sommato non corretta. Nell'Europa League il Napoli deve dimostrare di essere una squadra di caratura europea, e quindi il fatto di cercare di centrare il terzo posto e di giocarsela fino in fondo sia in Europa League che in Coppa Italia ha bisogno di segnali. Il primo segnale è vincere e convincere in una partita come questa sera al San Paolo. Non me ne vogliano i tanti tifosi rossoblù che invece sperano in un altro risultato, e poi dare un senso ad una stagione che altrimenti potrebbe dimostrarsi o rivelarsi una stagione fallimentare se almeno uno di questi tre obiettivi non sarà raggiunto. Quindi il mio pronostico è secco, e credo anche che ci sia necessità di avere i migliori, cioè di avere il miglior Hamsik, il miglior Higuain, una capacità di gioco che sia un po' smarrita nell'arco di questi mesi. Per quanto riguarda invece l'altro anticipo di oggi, che alle 19 vede Empoli-Udinese, due squadre che ultimamente stanno giocando molto molto bene, soprattutto l'Empoli che insomma ha tenuto la Roma molto sul chi va là in Coppa Italia, perché insomma è poi passata in modo abbastanza rocambolesco con le tante lamentele degli uomini di Sarri. Cosa ne pensi di questa partita? A questo punto ovviamente anche un pronostico su questa gara. Partita sicuramente aperta, due squadre in forma, in particolare l'Empoli. L'Empoli sta disputando un campionato eccezionale, teniamo conto della rosa che ha a disposizione, tutto sommato delle bellissime prestazioni che ha fatto con squadre tecnicamente, strutturalmente, organizzativamente superiori,
e quindi un applauso all'Empoli di Sarri e ai suoi ragazzi, e questa sera potrebbero fare anche il colpaccio, potrebbero anche essere in grado di poter battere la squadra di Stramaccioni. Udinese squadra compatta, squadra che comunque ogni anno riesce ad esprimere un ottimo calcio. Naturalmente Stramaccioni ha bisogno di punti, ha bisogno di dare consistenza ad una classifica per portarsi in zone tranquille, e quindi un pronostico più difficile a mio parere su questa gara. Potrebbe andare bene il pareggio, anche se le due squadre giocheranno entrambe per vincerla, perché la stessa Udinese difficilmente, l'ha dimostrato in tanti campi, si accontenta di un pareggio anche fuori casa, ci prova fino all'ultimo. Due belle realtà del calcio italiano. Assolutamente sì. E tornando invece alle gare giocate ieri, in quel di Milano c'è stato il colpaccio del Toro, che ha praticamente passato tutta una partita a cercare di non subire gol, e che poi alla fine su calcio d'angolo con un difensore ha trovato i 3 punti. Sembra la stagione dei difensori quest'anno in casa Granata, perché l'anno scorso c'erano Ciro Immobile e Alessio Cerci, quest'anno ci sono Kamil Glik e Moretti che continuano soprattutto il polacco, ma adesso anche il difensore della nazionale, hanno regalato diversi punti al Toro. Beh, decisamente sì, Ventura può sorridere, finalmente dopo aver perso il derby negli ultimi appunto 10 secondi della partita ha vinto meritando, a mio parere, a San Siro negli ultimi secondi della sfida con l'Inter. Ventura sta recuperando dei punti persi anche in maniera rocambolesca, immeritata nel corso del girone di andata, sta facendo miracoli perché si trova sostanzialmente con una squadra senza punte, lo dobbiamo dire in maniera molto, molto onesta. A Mauri e Quagliarella, con tutto il rispetto e la riconoscenza che si può avere a questi due giocatori, non hanno nulla a che fare con Cerci e Immobile, soprattutto i Cerci e l'Immobile dello scorso anno. Glick appunto eccezionale, Moretti bravissimo, e gli altri, Darmian, in generale la squadra fatta di buoni giocatori, di ragazzi che si applicano moltissimo, ha meritato finalmente, tra l'altro 27, sottolineo 27 anni dopo l'ultima vittoria del Torino a San Siro contro l'Inter, di espugnare la scala del calcio, o quello che resta, e lo dico con grande sofferenza, della scala del calcio, vedendo le condizioni generali delle due milanesi. Per cui bene, onore al Torino, che secondo me non ha nulla da perdere nello scontro anche europeo con l'Atletico Bilbao, parte battuto, e quindi ogni diciamo risultato in più sarà un successo, e quindi credo che non ha nulla da perdere, potrebbe veramente giocarsi anche il passaggio di turno dell'Europa League, risalirà in classifica, ne sono certo, e quindi lode e plauso a Ventura. Molto più complicata invece, se guardiamo l'analisi della partita, la situazione dell'Inter, che nonostante le ottime voci di mercato per un futuro sicuramente meno triste e grigio dell'attuale, però poi alla fine, se noi guardiamo i punti di Mazzarri, i punti di Mancini, le battute d'arresto, le difficoltà estreme di una squadra che nonostante i nuovi acquisti non riesce ad avere una sua fisionomia, una sua struttura, un suo progetto, diventa complicato, e naturalmente l'Inter come il Milan non accedere all'Europa il prossimo anno sarebbe, che sia l'Europa League o la Champions, attraverso un'eventuale vittoria nell'Europa League da parte quantomeno dell'Inter, sarebbe un gravissimo danno economico, di immagine e anche di struttura organizzativa, per poter investire delle risorse nel rifare una squadra per poter finalmente ritornare a competere con Napoli e soprattutto Roma per la conquista del campionato. Ecco, soprattutto sarebbe sicuramente una grave perdita, anche visto che Milano insomma ospiterà l'evento dell'Expo, e
ovviamente una delle cose che può mettere sicuramente in mostra Milano è il calcio, per via della sua storia, per via insomma delle tante vittorie delle due squadre milanesi, ma che purtroppo insomma ultimamente tutte e due vivono questo periodo di crisi. Spostandoci invece tra le difficoltà, diciamo così, ieri si sono incontrate Parma e Cesena, con il Cesena che è andato in vantaggio, ha cercato di fare di tutto per regalare la partita al Parma, ma poi insomma è riuscito anche a vincere questa gara. Insomma, un destino segnato per entrambe. La contestazione finale è stata per il Parma sicuramente, è stata l'ennesimo episodio di un'annata veramente maledetta per la squadra ducale. Ti chiedo anche un po' un commento su questa partita, anche se da commentare oggi forse c'è persino ben poco, se non appunto le vicende economiche del Parma. Sì, sulla partita hai detto bene tu, poco da commentare, la situazione è umiliante, cioè vedere un giocatore come Cassano andare a chiacchierare con tifosi della curva, ultra, eccetera, cioè quasi a giustificare una situazione per la quale i giocatori hanno sicuramente gravi colpe, ma credo che sia veramente ai vertici, una società che non si capisce quale tipo di strategia stia adottando per uscire dall'era Gherardi. Cioè, la situazione è veramente compromessa. Donadoni è una specie di martire che resta sulla panchina finché sarà necessario, ma la situazione è veramente compromessa. Ci servirebbe un miracolo sportivo che credo, con tutto rispetto per gli amici di Parma che meritano ben altri spettacoli, non si verificherà, e quindi sarebbe opportuno che tifoseria, società, città chiedessero indicazioni molto più cogenti, molto più concrete ai nuovi proprietari per sapere che fine farà il calcio a Parma e il Parma Calcio, che è ed è stata negli ultimi 20 anni, 25 anni, una delle grandi realtà del calcio italiano. Vedere una partita come quella di ieri, vedere giocatori sfiduciati, un po' ormai spaesati da un ambiente che rema contro, è veramente desolante, è un po' una situazione difficilmente recuperabile. Vedremo, ci sarebbe ancora tutto un girone di ritorno, ma se l'antipasto è quello che abbiamo visto ieri al Tardini, la vedo dura veramente per il Parma. Il Cesena quantomeno si è portato a casa 3 punti che probabilmente vogliono dire poco o niente, però vogliono dire un po' di fiducia, un'iniezione di fiducia. Si riparte con la consapevolezza che sarà durissima, ma che almeno ci si gioca con la grande dignità il tutto per tutto da qui alla fine del campionato. Ecco, domani e l'ultima domanda, domani e dopodomani andranno in scena le prime 2 partite per quanto riguarda la Coppa Italia, Milan-Lazio alle 20:45 nella giornata di domani e Parma-Juventus nella giornata di mercoledì, sempre alle 20:45. Ti chiedo un rapido pronostico su queste 2 sfide. È difficilissimo il pronostico Milan-Lazio. È evidente che il Milan metterà tutto l'orgoglio dei suoi giocatori, dei suoi tifosi, della sua storia, perché uscire dalla Coppa Italia contro la Lazio nelle condizioni attuali, in un'altra epoca sarebbe stata una roba assolutamente digeribile, perché gli obiettivi erano ben altri, avrebbe dei contraccolpi molto 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 significativi e anche pericolosi, per cui 50-50 le possibilità. Parma-Juventus, è evidente che la Juventus gioca con la Croce Rossa. Credo che Allegri metterà in campo una squadra per vincere, per fare bella figura, perché la Juventus non può permettersi di fare passi falsi neanche in Coppa Italia, e il Parma ci metterà l'orgoglio. A questo punto è una squadra ferita, e quando ci sono squadre ferite sono capaci di tutto. Perfetto Luca, io ti saluto e quindi ci risentiremo sempre qui su Calcio Parlando.
Grazie Alessandro, grazie a tutti i radioascoltatori di Calcio Parlando, venite a visitarci anche sul nostro sito e buona continuazione. Dunque, siamo proprio sul finale di Calcio Parlando, chiedo solo alla regia quanto ho. 5 secondi. E allora ne approfitto per salutare tutti quanti e augurarvi una buona giornata con i programmi di Radio Padania. Calcio Parlando. Il mondo è in saldo. British Airways ha delle eccezionali offerte con fantastiche tariffe per centinaia di destinazioni in tutto il mondo. Quindi se stai cercando voli verso città emozionanti, paradisi terrestri,